Forse è una delle poche volte che in provincia di Varese o di Milano viene trovata una coltivazione così grande. Sì, assolutamente, veramente una produzione industriale, in quanto all'interno appunto di questo capannone adibito a vero e proprio laboratorio di produzione della sostanza sono state rinvenute quasi 1200 piante di canapa di altezza superiore quasi al metro e mezzo, e sono state sequestrate 35 kg di foglie già essiccate e oltre 15 di infiorescenze. I soggetti tratti in arresto sono 5 cittadini albanesi. La pericolosità sta anche nel fatto che avete trovato una pistola con il colpo in canna. Sì, all'interno di questo, ripeto, laboratorio dotato di tutti i comfort, quindi oltre quelli relativi alla produzione della sostanza, anche all'interno un vero e proprio appartamento che si presume possa essere stato adibito ad un soggetto che avrebbe dovuto custodire il laboratorio stesso, e all'interno di questo appartamento è stata rinvenuta una pistola Smith Wesson carica di 6 colpi, rubata, ritenuta, insomma, risultata essere rubata. È ipotizzabile che sia più redditizio coltivare la droga piuttosto che importarla? Sicuramente ciò che riteniamo, insomma, sia stato importato da questi soggetti è sicuramente il know-how.